Buongiorno a tutti, Focus TG del 21 gennaio, sono le 12 in punto, noi puntuali siamo qui per tenervi compagnia con l'informazione del Veneto e dal Veneto fino alle 13:30. Avremo come di consueto tanti collegamenti con Bassano, con Padova, con Vicenza. Porteremo a casa vostra, come d'abitudine, l'attualità, la voce dei cittadini, tanta cronaca, parleremo evidentemente anche di quello che riguarda l'evoluzione della curva dei contagi, quindi sanità, attualità e poi insomma un po' di quelle notizie che fanno sempre strappare un sorriso, quindi avremo eventi, avremo curiosità, parleremo anche di sport, insomma un menù ricco come ci piace definirlo, visto che andiamo in onda a orario di pranzo. Prima di entrare nel vivo del nostro Focus TG di oggi, appunto con i primi servizi e con i primi collegamenti, apriamo questa edizione mostrandovi il report giornaliero di Azienda Zero, report che fa riferimento alle ultime 24 ore. Questo è uno dei momenti più attesi della nostra striscia di informazione di Focus TG, perché insomma riusciamo ad avere uno specchio di una fotografia di come sta andando la curva dei contagi in Veneto. Ebbene, rispetto a ieri mattina, quindi nelle ultime 24 ore, in Veneto si segnalano poco più di 19.000 nuovi casi di contagio, nuovi casi positivi, quindi il delta che vedete qui in basso, questa colonna, segna il numero di 19.117 nuovi contagi rispetto alle ultime 24 ore, che fa salire il numero complessivo dei contagi in Veneto da inizio pandemia a 975.213. Ci stiamo avvicinando al 1.000.000 di contagiati. Ebbene, alla luce di questi dati, che comunque fanno segnare un leggero calo rispetto al trend degli ultimi giorni, andiamo a vedere altri due dati importanti, quelli che riguardano i pazienti ricoverati in area non critica e quello che invece riguarda le terapie intensive. Come potete vedere, qui nella banda arancione c'è un numero confortante, meno 31 ricoveri in area non critica. Questo è un segnale importante, si stanno progressivamente svuotando gli ospedali. È vero che è un piccolo passo, però sono numeri sicuramente incoraggianti che ci fanno affrontare con un po' di serenità in più questa giornata. Più uno invece per quello che riguarda i posti occupati in terapia intensiva, però insomma oggi diamo risalto al meno 31 che riguarda i ricoveri in area non critica, quindi le ospedalizzazioni, quelle che si sono svuotate nelle ultime 24 ore. Come sempre è difficile anche solo parlarne perché è uno dei dati più difficili da commentare, quello che riguarda il delta dei decessi. Anche oggi segnaliamo la scomparsa di 24 persone, quindi il decesso di 24 persone nelle ultime 24 ore. Rientriamo in studio perché, come vi dicevo, dopo questa piccola parentesi, questo aggiornamento sull'andamento della situazione contagi in Veneto, approfondiremo poi la questione più avanti con, come vi dicevo, dei collegamenti diretti da Padova e da Vicenza per dei dati ancora più aggiornati. Apriamo adesso la parentesi che riguarda il Green Pass, le nuove regole per i barbieri, per i parrucchieri, per gli estetisti. Ieri è stato il primo giorno di obbligatorietà anche per questa categoria di esercenti. Partiamo dal padovano e vediamo come sono andate le cose. E così da oggi il Green Pass è sbarcato anche da parrucchiere, barbieri ed estetiste, clienti pronti ad esibirlo e consapevoli della novità che si appresta ad essere estesa anche ad altre attività. Avvisati per tempo dal loro parrucchiere di fiducia, sia telefonicamente sia via social. È una cosa giusta per tutti, perché così ci tuteliamo e cerchiamo di essere più completi, diciamo, più sicuri.
Dello stesso avviso anche i titolari che antepongono la tutela della salute al resto, pur non nascondendo inevitabili preoccupazioni. Questo permetterà al cliente un'ulteriore sicurezza quando si trova all'interno dei nostri centri, la consapevolezza che tutte le persone che sono all'interno sono vaccinate. Dall'altro lato la preoccupazione per la categoria è quella di vedere una diminuzione del fatturato, ovviamente. Questo lo sapremo nel tempo. E se così fosse, sono pronti a chiedere un sostegno al governo, come già avvenuto in passato. Ossia la possibilità di attivare la cassa integrazione per i nostri collaboratori che hanno il diritto di essere tutelati, i nostri collaboratori sono importanti per noi, dall'altro la possibilità di avere dei ristori a fondo perduto. Tra le preoccupazioni anche quelle legate alla possibilità che si diffonda il fenomeno dell'abusivismo. La preoccupazione per l'abusivismo c'è ed è una preoccupazione reale. Purtroppo sotto questo punto di vista come CNA noi ci stiamo muovendo da tempo, abbiamo sensibilizzato i comuni e nello specifico proprio i sindaci dei comuni del Padovano che hanno risposto accogliendo molto favorevolmente quello che la CNA ha messo in campo contro l'abusivismo. Siamo a chiedere i controlli, più di questo noi non possiamo fare. In questa prima parte di Focus TG andremo proprio ad ascoltare le voci del territorio, come hanno risposto i vari esercenti, i vari parrucchieri, insomma, e le varie estetiste nelle varie province del Veneto. Abbiamo visto adesso nel servizio il riscontro che c'è stato nel Padovano, ci spostiamo adesso a Bassano del Grappa per andare a testare anche lì come è andato il primo giorno di Green Pass obbligatorio. Ho l'applicazione nel cellulare che controllo tutti i Green Pass. Chiedo al cliente gentilmente di esibirmelo appena entra, o se no al telefono quando prendo l'appuntamento chiedo se ce l'hanno e se purtroppo non ce l'hanno devo lasciarli fuori. È quanto prevede il decreto anti-Covid dello scorso 5 gennaio che ha introdotto nuove regole per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Dal 20 gennaio chi non è vaccinato deve esibire all'ingresso almeno il Green Pass base, ovvero quello che si ottiene con un tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare, in questo caso la validità è di 72 ore. Cosa dicono i suoi clienti? Ma fino adesso non ho avuto ancora nessun problema. Una misura in larga parte condivisa dagli imprenditori del settore dei servizi alla persona, pronti a mettersi in gioco e a fare la propria parte. La cosa fondamentale è riuscire a rispettare queste regole. Più le rispettiamo e più riusciamo a uscirne prima da questo problema. Certo, il rischio è quello di perdere qualche cliente. Ne perdi perché giustamente ogni persona ha la propria ideologia ed è giusto rispettare la propria ideologia, cioè io rispetto chi non vuole vaccinarsi, per cui clienti ne perderò in questo percorso e amen, non posso farci niente. Padova, Bassano, adesso ci spostiamo a Vicenza dove commercianti, parrucchieri ed estetisti sembrano unanimi nel condividere questa scelta, nell'approvare questa normativa perché ne va della sicurezza, perché probabilmente ancora scottati dai mesi di lockdown, dai mesi di chiusura, e allora dicono pur di restare aperti accettiamo di buon grado anche l'obbligo di Green Pass. Vediamo. Non la solita mattinata di metà gennaio per gli esercizi commerciali dedicati alla persona. Da oggi infatti in tutta Italia per accedere a parrucchieri, estetisti e barbieri sarà obbligatorio esibire il Green Pass, ormai sempre più necessario per la vita pubblica. Io penso che sia la soluzione più giusta per venire fuori da questa pandemia, anche perché prima cosa noi come salone guardiamo la sicurezza sia dei nostri dipendenti ma sia anche dei nostri clienti, perché vogliamo che comunque si rilassino e comunque stiano proprio più tranquilli nel loro posto dove c'è la cura proprio della persona, quindi comunque creare questo ambiente molto molto tranquillo e in sicurezza soprattutto. Penso che sia stata una scelta giusta, tanto comunque le mie clienti sono d'accordo, è già da un mesetto che mi chiedono
dimostrarmi il Green Pass, quindi va bene così, anche perché anche noi ci sentiamo più sicuri. Penso che sia una misura che forse andava presa un po' di tempo fa, magari verso ottobre, quando c'è stato proprio anche l'obbligo di fare i tamponi. Una soluzione giusta, questo è il coro a caldo dei commercianti, una linea di sicurezza necessaria per il momento delicato di pandemia. Quindi da oggi fino al 31 marzo potranno accedere a questi servizi solo i clienti muniti di certificazione verde, ottenuta con vaccinazione, guarigione da Covid o risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare. È un servizio che riusciamo a fare e certo serve anche la collaborazione comunque dei clienti, perché ovviamente chi guarisce e chi invece ha fatto le dosi, però sì, si riesce tranquillamente a lavorare. Sì. Lei ha mostrato il Green Pass? Sì, ovvio. Anche il lavoro qui al centro commerciale Palladio, sempre in regola, ha mostrato tutto. Quindi lui ha le carte in regola, gli può tagliare i capelli, quindi prego. Grazie mille. E adesso ci fermiamo per 2 minuti, primo break pubblicitario, torniamo subito da voi. Focus TG, sono le 12:14, siamo in diretta, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione del Veneto e dal Veneto. A bontà di quello che vi dico, siamo in diretta e commentiamo in diretta, la leggiamo insieme, una notizia di pochi minuti fa. Il governo, quindi il premier Mario Draghi, ha firmato il nuovo DPCM. In questo documento il governo specifica la lista dei negozi e delle attività dove non servirà il Green Pass a partire dal prossimo 1° di febbraio. Allora, in attesa poi di sviluppare questo argomento nel corso delle nostre edizioni dedicate all'informazione, diamo una rapida lettura, così come vi dicevo commentiamo insieme in diretta le decisioni del governo. Ecco qui, dal 1° febbraio, quando entrerà in vigore il nuovo DPCM, sono esclusi dall'obbligo di presentare, di controllare il Green Pass ai clienti le seguenti attività. Iniziamo da quelle relative al commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande. Tanto per essere chiari, ipermercati, supermercati, discount, quindi negozi che vendono appunto generi alimentari, escluso in ogni caso il consumo sul posto. Quindi supermercati, ipermercati e quant'altro dove insomma si vendono beni di prima necessità non avranno l'obbligo di Green Pass, anche se rimane, come detto, il divieto di consumare cibi e bevande all'interno di queste strutture. Non servirà esibire il Green Pass anche nei negozi che vendono al dettaglio prodotti surgelati, commercio al dettaglio per prodotti di alimentazione e di cura degli animali domestici, specializzati proprio in questa categoria, in questa tipologia di servizio. Non servirà il Green Pass vediamo, ecco qua, per il commercio al dettaglio di carburante, per l'autotrazione di esercizi specializzati e per tutti i negozi di articoli igienico-sanitari. Non servirà il Green Pass anche per quei negozi di commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, quindi tanto per essere chiari, farmacie e parafarmacie. Non servirà il Green Pass, continuiamo, lo stiamo leggendo proprio in diretta insieme a voi. Non servirà il Green Pass anche nei negozi che si occupano della vendita di articoli medicali e ortopedici e neanche in quelli adibiti alla vendita di materiale per ottica. Il nuovo DPCM, con la lista delle attività dove non serve il Green Pass, comprende anche
tutto quello che riguarda il commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per il riscaldamento. Anche questa tipologia è esclusa dall'obbligo di Green Pass. Allora, siccome lo abbiamo letto per la prima volta velocemente insieme, andiamo a riepilogare un po' in maniera più chiara. Dicevamo che il governo ha approvato il nuovo DPCM, entrerà in vigore dal 1° di febbraio. Quali sono le attività dove non sarà richiesto il controllo e il possesso del Green Pass? Ipermercati, supermercati e discount, quindi quei negozi, quelle attività dove si vendono beni di prima necessità e generi alimentari, anche i negozi dove si vendono prodotti surgelati. Commercio al dettaglio per alimenti destinati agli animali domestici, quindi anche in quei negozi non servirà il Green Pass, il possesso e il controllo del Green Pass. Non servirà neanche nei negozi adibiti alla vendita di articoli igienico-sanitari e medicinali, quindi farmacie, parafarmacie, ortopedie, e neanche nei negozi dove è previsto il commercio al dettaglio di materiale per ottica. Infine, esclusi dalla lista delle attività dove serve il Green Pass, quelle attività dedicate al commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico o riscaldamento. Insomma, avrete capito che è stata fatta una netta e chiara lista di attività dove non è richiesto il possesso del Green Pass. Ripeto, avremo poi possibilità e modo di analizzare il tutto e spiegarvelo in maniera ancora più dettagliata. Nel frattempo però noi torniamo a parlare di Green Pass per parrucchieri, per estetisti e per barbieri. Perché? Perché abbiamo visto come ha risposto Padova, abbiamo visto come ha risposto il Vicentino. Ci spostiamo adesso invece sempre area vicentina, area bassanese, per capire come hanno risposto i clienti. Quindi ascoltiamo che cosa dicono le persone che sono andate ieri a farsi i capelli. Primo giorno di obbligo del Green Pass per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall'estetista. Insomma sì a trattamenti di benessere e bellezza, al taglio e colore dei capelli, alla manicure, ma soltanto se si è in possesso del certificato verde. E i clienti cosa ne pensano? Un pezzo di carta non è che ti garantisca un'immunità o il fatto di non essere contagiato o non contagiare. Dovrebbe esserlo, ma in realtà non lo è. Siamo appena state tutte e due e lo abbiamo dato con molto piacere, perché troviamo giusto che sia così. È giusto così, magari tutti. Secondo me doveva essere comunque una misura presa anche prima di adesso, se serve a dare maggiore sicurezza e soprattutto per chi ci lavora. Speriamo che non sia controproducente per le persone che lavorano, tutto qua. È una garanzia in più secondo lei per le persone, per i clienti? No. Assolutamente no. Io sono contenta perché era un po' che non andavo, la settimana prossima ci vado perché sono più tranquilla. Purtroppo ci sono parrucchiere che sono Novax e dobbiamo stare anche attente a dove andiamo, insomma. Comunque, dai, speriamo bene, adesso cambio parrucchiera. Ce l'ho e ci si adegua, dai, non ci salviamo tutti o nessuno. Chiudiamo il cerchio. Allora vi abbiamo mostrato, vi abbiamo raccontato la fotografia di come hanno risposto diverse aree della nostra regione. Manca il trevigiano e allora andiamo a vedere come è andato il primo giorno di Green Pass obbligatorio per questa categoria di esercenti, di commercianti a Treviso. Ci eravamo già preparate nei giorni precedenti a scaricare l'app, diciamo, necessaria e stiamo controllando le clienti in entrata. Scatta l'obbligatorietà del Green Pass base per i clienti di estetisti e tutti i settori servizi alla persona, un obbligo che rimarrà tale fino al termine dello stato di emergenza, e cioè il 31 marzo 2022. Mi sarei aspettata il controllo dei Green Pass anche prima, però insomma arrivato adesso va bene. Gli estetisti approvano l'utilizzo del Green Pass base, anche se questo sta comportando alcune disdette. Sono 2 settimane che il nostro settore ne sta risentendo molto
non del Green Pass, perché il Green Pass era in vigore da oggi, ma della situazione contagi, perciò molti sono a casa, positivo, in quarantena o con figli ammalati. Disdette dovute anche all'aumento dei contagi e di conseguenza alle quarantene che stanno colpendo duramente il settore. Io parlo per me, che sono titolare di un'attività, ho 4 ragazze, bisogna sicuramente cambiare qualcosa. Non è più fattibile la gestione che abbiamo adesso proprio. I dipendenti delle piccole aziende del settore artigiano legato al servizio alla persona subiscono la quarantena e le aziende non possono più utilizzare la cassa Covid per i dipendenti a casa in quanto scaduta lo scorso 31 dicembre. Problematiche di gestione, perché io quando ho fatto la quarantena era ancora 10 giorni, perciò, ed era sotto Natale tra l'altro, perciò è stato un disastro. La ragazza che l'ha fatta da poco ha fatto solo 7 giorni, perciò siamo riusciti a cavarcela in 7 giorni, sì. I clienti hanno però un'opinione in merito al Green Pass base. Io dico che bisogna vaccinarsi e quindi se si vaccina automaticamente il Green Pass c'è e non dobbiamo avere timore o darci fastidio a esibirlo. Piccola pausa per noi, torniamo fra poco con il primo collegamento in diretta da Bassano per andare a capire che aria tira nella città del Ponte Vecchio fra il caro bollette e appunto il secondo giorno di Green Pass obbligatorio per estetiste, per parrucchiere e per barbieri. Insomma, tanta attualità ancora di cui parlare, dobbiamo ancora aprire la pagina dedicata alla sanità. 2 minuti e torniamo da voi. Ben ritrovati a Focus TG, edizione del 21 gennaio, sono le 12:29, siamo in diretta, vi continueremo a tenere compagnia fino alle 13:30 con tante notizie e tanti collegamenti e proprio a proposito di collegamenti abbiamo in linea la nostra collega Erinda Chitezza da Bassano. Buongiorno Erinda, ben ritrovata. Buongiorno Alex e buongiorno anche a tutte le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori. Allora, l'ultimo servizio che abbiamo visto prima del break pubblicitario era proprio un servizio a tua firma. Ieri eri a Treviso per testare un po' l'umore di parrucchiere e di estetiste, visto che ieri è stato il primo giorno di Green Pass obbligatorio. Stamattina invece sei a Bassano. Ecco, c'è stato un piccolo inconveniente legato al collegamento con Erinda Chitezza, ci ricollegheremo subito, noi non ci perdiamo d'animo, anzi andiamo immediatamente a vedere un altro servizio relativo a come viene gestita l'obbligatorietà di Green Pass all'interno di quelle realtà un po' promiscue come i centri commerciali, dove convivono appunto realtà diverse. Andiamo a vedere e poi torniamo da Erinda Chitezza. Attenti al Green Pass, c'era una volta la benzina, quella normale e quella super, carburante per andare in giro. Oggi per andare in giro c'è la certificazione verde, quella super per avere il libero accesso in certe attività, quella normale per altre, nessuna per poche. Certo, per capire come, dove e quando si può entrare in un negozio bisogna studiare e studiare bene, perché non è mica facile orientarsi nella giungla dei decreti del governo con normative che si accavallano e si annodano. Ogni volta sono intere enciclopedie che arrivano piuttosto pesanti, tante pagine di disposizioni che spesso sono, come dire, convogliate per macro capitoli e argomenti, ma che spesso spaziano anche su altri campi. Quindi sono da interpretare, da leggere e rileggere. Fortunatamente noi all'interno del nostro gruppo abbiamo una task force in cui io sono partecipante e siamo sempre in contatto con il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, con cui ci confrontiamo, con cui ci relazioniamo anche con altri professionisti del settore e arriviamo alle dovute conclusioni o alle modus operandi da applicare nei nostri centri.
E già, i decreti anti-Covid rischiano di trasformarsi in terribili rompicapi per i centri commerciali, che sono delle vere e proprie torri di Babele, in cui convivono le attività più diverse, da cinema, bar e ristoranti, per cui è obbligatorio il Super Green Pass, ai supermercati, in cui può entrare chiunque, anche senza vaccino e senza tampone, fino ai parrucchieri, dove invece da oggi è necessario il Green Pass normale. Significa avere dei problemi di controllo, quindi di responsabilità da parte dei negozi, che dovranno assolutamente assicurare questa procedura. Da parte nostra, come centro commerciale, daremo supporto attraverso il personale di sicurezza e portierato, e quindi una maggiore attenzione e sicuramente non un'agevolazione per la clientela, che dovrà in ogni negozio o in quei negozi individuati mostrare il Green Pass. Ma la situazione rischia persino di peggiorare con l'atteso allegato del decreto, che dovrà specificare più dettagliatamente la categoria dei negozi che, in base alla merce che vendono, hanno la necessità o meno di controllare il Green Pass a partire dal 1 febbraio e fino al 30 marzo, quando si conclude l'emergenza sanitaria, che però potrebbe essere prorogata. Il problema è che ci sono attività che negli stessi spazi vendono vari prodotti, come gli ipermercati, che rischiano di dover creare quartieri diversi, quello degli alimentari, quello dell'elettronica e quello dell'abbigliamento, e per passare da un quartiere all'altro servirebbero i Green Pass. Sì, può essere, ma non sarebbe certamente una novità, perché anche l'anno scorso, quando è partita la pandemia, l'ipermercato ha dovuto chiudere alcune aree perché appunto non assecondavano quello che era la disciplina del decreto legge del tempo. Quindi ricordo il tecnologico piuttosto che l'abbigliamento erano chiusi al pubblico a favore della parte alimentare. E rieccoci in studio, ma noi ci spostiamo immediatamente a Bassano, dove avevamo lasciato in collegamento la nostra collega Erinda Chitese. Dicevamo che ieri era a Treviso per testare un po' il polso della situazione del primo giorno di Green Pass obbligatorio per parrucchieri e per estetiste. Oggi, Erinda, sei a Bassano, come stanno andando le cose? Esatto, Alex, mi dispiace per prima, ma c'è stato un piccolo disguido tecnico. E hai detto bene, oggi anche ho testato un po' il terreno qui a Bassano per quanto riguarda le estetiste, gli estetisti e tutte quelle aziende legate al servizio alla persona. E possiamo dire che in generale sono molto felici e molto contenti per l'entrata in vigore del Green Pass base, perché questo permette loro di stare aperti e di non chiudere le attività. Però dall'altra parte ovviamente anche a Bassano stanno ricevendo un sacco di disdette che non sono però legate alla questione del Green Pass, ma appunto sono legate alle quarantene, che sono sempre più diffuse. Inoltre c'è da ribadire anche che le quarantene, come dicevo anche ieri nel servizio a Treviso, riguardano anche i dipendenti degli stessi centri, pertanto le aziende hanno difficoltà a mettere in malattia i dipendenti e pertanto dopo che le malattie o le ferie verranno smaltite, dopo verranno sospesi senza purtroppo lo stipendio, e questo crea un forte disagio sia per i datori di lavoro ma anche ovviamente specialmente per i dipendenti e le loro famiglie. E questo è sicuramente un problema che andrà analizzato, andrà affrontato, e noi vi riporteremo insomma le voci e gli aggiornamenti a riguardo. Invece, Erinda, c'è un altro problema che attanaglia i commercianti e gli esercenti, non riguarda il Green Pass ma riguarda il caro bollette, una spada di Damocle proprio sulla testa di chi fa impresa, di chi insomma tiene aperti locali e attività commerciali. So che stamattina ti sei interfacciata con qualche imprenditore del Bassanese, cosa ti hanno detto? Esatto, abbiamo iniziato un percorso, perché è un viaggio all'interno delle piccole e medie aziende nel settore dell'alimentare, nel settore anche della ristorazione, e ovviamente questa stangata di prezzi si sente molto, specialmente perché c'è stato quasi a partire da ottobre il 220% di rincaro nella fattura dell'energia elettrica, quindi possiamo solo pensare che è una follia quasi per è una cifra sicuramente importante, insomma, che mette ulteriormente in difficoltà
chi già ha affrontato e ha vissuto periodi di difficoltà. Erinda, il tempo stringe, abbiamo veramente tanto di cui parlare, quindi mi vedo costretto a salutarti, ma ti ritroveremo nel corso delle nostre edizioni dedicate all'informazione. Ti lascio al tuo lavoro e ci aggiorniamo più tardi. Grazie, di nuovo. Rientriamo in studio, abbiamo sentito a Bassano che aria tira sia per quello che riguarda l'obbligo del Green Pass, sia per quello che invece è un problema molto più diffuso, molto più concreto, quello del caro bollette. Nell'ultimo servizio abbiamo ascoltato il nostro collega Carlo Inghilleri fare accenno alle novità che verranno introdotte nel nuovo DPCM. Ebbene, come ben sapete, ne abbiamo parlato proprio pochi minuti fa, leggendo insieme a voi in diretta quello che è stato approvato dal governo, la lista delle attività dove non sarà obbligatorio esibire e possedere il Green Pass. Ricapitoliamo velocemente, in modo tale da poter chiudere questa parentesi e dedicarci ad altro, quali sono queste attività che dal 1° febbraio sono esentate dall'obbligo di Green Pass. Ipermercati, supermercati e tutte quelle attività che vendono generi alimentari al dettaglio, beni di prima necessità, all'interno dei quali è escluso il consumo sul posto. Esentati dall'obbligo del Green Pass anche tutte quelle attività che vendono prodotti surgelati e generi alimentari per gli animali domestici. Andiamo avanti, esclusi dall'obbligo del Green Pass anche le attività dedicate al commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari e di medicinali, quindi farmacie, parafarmacie e quant'altro. Anche ortopedie ed esercizi specializzati sono esenti dall'obbligo del Green Pass, così come le attività che vendono prodotti e materiale per ottica. Esclusi dall'obbligo del Green Pass anche tutte quelle attività dedicate al commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. E allora, siccome fra poco ci collegheremo con Padova e con Vicenza per avere tutti gli ultimi aggiornamenti sulla curva dei contagi e sulla situazione epidemiologica in Veneto, introduciamo adesso l'argomento riascoltando le parole di ieri del presidente Luca Zaia. La vera strategia davanti a questa mole di contagiati è quella di concentrarsi sui sintomatici. Io penso che noi ci stiamo avvicinando a questo scenario, che è quello di rendere endemico il virus. Penso anche che dobbiamo fare in modo di liberare un sacco di cittadini che oggettivamente sono oggi in preda a tutte queste regole che noi vorremmo semplificare. La traiettoria del virus è cambiata, per questo occorre modificare le regole che in queste settimane stanno tenendo a casa migliaia di veneti, la maggior parte dei quali positivi, asintomatici o semplici contatti stretti negativi. La situazione è seria e gli allarmi che arrivano da scuole e aziende quasi paralizzate lo dimostrano. Zaia porta un esempio su tutti. Sarà mica possibile che nella scuola primaria, considerate che questa roba io l'ho contestata dal primo giorno, ad ogni caso positivo tutta la classe va in quarantena, e se uno ha la sfortuna di ritrovarsi in una classe che ogni 15 giorni ce n'è uno di positivo, si fanno la DAD tutta la vita, arrivano alla laurea con la DAD. Cioè non può stare in piedi sto sistema. Sullo sfondo le indicazioni dell'ECDC, il Centro Europeo della Prevenzione delle Malattie, e le mosse di alcuni paesi che in termini epidemiologici precedono l'Italia di qualche settimana. Insomma, la strada, dice Zaia, è segnata. L'ECDC dice di concentrarsi sui sintomatici. Allora qualcuno dice ma la Gran Bretagna ha fatto una grande rivoluzione. Non sta facendo altro che quello che è un percorso che l'ECDC ha già segnato. Flessibilità invocata da buona parte dei presidenti di regione, alcuni dei quali si sono già mossi su un tema specifico ma cruciale, con Zaia che sembra concedere ancora un po' di tempo al Ministero. Le altre regioni hanno deciso solo uno strappo, nel senso di andare in farmacia, di portare il fine isolamento in farmacia con il tampone di prima generazione. Ci sono delle regioni che l'hanno fatto. Oggettivamente il governo, il Ministero della Salute ci ha detto che farà una circolare, è 3 giorni che dice che farà la circolare,
speriamo che sta circolare ci veda. La stessa curva dei ricoveri, stabile nonostante il contagio galoppi, altri 22.000 nuovi casi in 24 ore, consegna il Veneto ad altre 2 settimane di giallo. La rassicurazione di Zaia: il merito resta inequivocabilmente dei vaccini e dopo un anno il traguardo non è soltanto psicologico. La notizia del giorno è che abbiamo passato i 10 milioni di vaccinazioni proprio stamattina. Rientriamo in studio solo per lanciare un altro break pubblicitario. Rientreremo con collegamenti da Padova, da Vicenza, insomma con tanto altro di cui parlare a fra poco. Rieccoci in diretta, Focus TG, sono le 12:44, come promesso, altro collegamento con il nostro territorio. Ci spostiamo questa volta a Padova dalla collega Chiara Gaiani che ci darà tutte le ultime notizie che riguardano l'azienda ospedaliera e poi tanta cronaca. Ben ritrovata Chiara. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Dici pure, so che sei stata alla conferenza stampa dell'azienda ospedaliera, com'è andata? Insomma, quali sono le ultime novità? Allora, oggi il focus si è concentrato sulla situazione che riguarda i bambini e il coronavirus. Sappiamo che fino a poco tempo fa, insomma, il coronavirus era stata una malattia che aveva interessato davvero poco la fascia pediatrica. Stiamo parlando, parlava la professoressa D'Adalte, che è proprio la responsabile della pediatria di Padova, ci ha illustrato come, secondo insomma quelle che sono le prime evidenze, questo sia stato probabilmente frutto non di una minore ricettività da parte dei bambini, ma proprio effetto del lockdown, che proprio questa fascia, insomma quella dei minori, ha costretto in casa, mentre alcuni adulti impegnati nelle attività essenziali si sono mossi nei primi periodi della pandemia. Questo non è accaduto invece per i bambini più piccoli, e questo di fatto li ha preservati in qualche modo dalla malattia, cosa che non sta succedendo adesso. Infatti c'è stata una inversione di tendenza per quanto riguarda l'incidenza e purtroppo questa si è ovviamente riflessa anche sul numero dei ricoveri. In questo momento sono ricoverati in pediatria 16 bambini, 9 bambini sono sintomatici, 7 bambini sono invece purtroppo bambini affetti da gravi malattie, che sono quelli che vengono definiti Covid per caso, quindi ricoverati per altre patologie che si scoprono essere positivi anche al coronavirus. Ma in totale sinora a gennaio sono stati 39 piccoli ricoverati, da più piccolo un mese, più grande 15 anni, e la previsione, visto insomma come si sta evolvendo in questo momento la pandemia, è che si arrivi a 50, che è il numero più alto mai toccato dall'azienda ospedaliera di Padova, che di fatto sta dedicando proprio un reparto ai bambini affetti da coronavirus. Qual è l'appello che arriva dalle autorità sanitarie, dalla professoressa D'Adalte, ma era anche presente il pediatra referente per i medici di famiglia, il dottor Pisetta? L'appello è quello di ovviamente vaccinare. Siamo al 30% per quanto riguarda il padovano, dei bambini tra i 5 e gli 11 anni che potevano appunto accedere alla vaccinazione, che lo hanno fatto, alcuni hanno anche già completato il ciclo, ma ci raccontavano che molti genitori, pur essendo vaccinati, hanno diffidenza a vaccinare il loro figlio. Ecco, questo dicevano appunto i massimi esperti. Io vi racconto quelle che sono le loro parole. Qui non devono esserci timori, ormai sono circa 10 milioni di bambini che sono stati vaccinati nel mondo, i casi sono stati davvero pochissimi, mentre siete ancora abbastanza lontani dall'arrivare alla vaccinazione per la fascia dai 6 mesi ai 5 anni, che è quella comunque in questo momento dove il virus colpisce di più, perché vi do un ultimo dato e poi direi insomma che questa pagina potrebbe anche un po' assolutamente sulla conclusione. Sono 549 le classi nel Padovano in quarantena, 237 fanno riferimento a nidi ed asili, quindi insomma capiamo bene qual è la difficoltà in realtà, non solo per quanto riguarda i bambini a cui stiamo togliendo socialità, e in questo momento parlo da mamma, ma anche per quanto riguarda i genitori che magari hanno il figlio in quarantena e poi insomma catena problemi con il lavoro, le difficoltà, i piccoli drammi che stiamo davvero vivendo tutti in questo momento. Chiara, invece, chiarissima, come sempre, che cosa ci dici, ci racconti invece per quello che riguarda
la cronaca che poi svilupperemo più avanti nel corso delle nostre edizioni dedicate all'informazione. Nel Padovano, a Padova, quali sono gli ultimi fatti? Ci sono stati degli incidenti proprio nell'Alta Padovana, il più grave per fortuna, insomma sembrava molto peggio, è accaduto ieri sera a Campo San Piero lungo la vecchia statale del Santo, la statale 307, poco fuori il centro abitato di Campo San Piero in direzione di Loreggio. Una 14enne scusatemi, è stata investita da un'auto, i vigili stanno cercando di capire se era dentro o fuori le strisce pedonali. Ecco, all'inizio insomma è arrivata in ospedale in codice rosso, per fortuna questa ragazza insomma adesso è sì ricoverata in ospedale, purtroppo insomma sta ancora abbastanza male ma è fuori pericolo di vita, quindi insomma una prima buona notizia. Ovviamente sono indagini in corso per cercare di capire esatto, per ricostruire esattamente la dinamica di quanto è accaduto. Altro dato, guida in stato di ebbrezza, il record va ad un 39enne di San Martino di Tuperi che guidando purtroppo un po' brillo è riuscito a fare incidenti in 3 diversi comuni. Uno l'ha fatto a Cittadella, l'altro l'ha fatto a Fontaniva, l'ultimo a Galliera Veneta. E un'altra notizia, insomma a Santa Giustina hanno fermato questa volta i vigili un uomo che stava guidando con 1,42 microgrammi litro e sappiamo è quasi 3 volte il limite consentito. Quasi 3 volte, sì. Un appello ovviamente arriva dalle autorità, ovviamente se siamo sotto effetto di alcol o droga non bisogna mettersi alla guida. Assolutamente, appello che rimarchiamo con forza. Io ringrazio la nostra collega Chiara Gaiani per il suo collegamento, la lasciamo, visto che immaginiamo avrà tanto lavoro da fare, la lasciamo ai suoi impegni e noi rientriamo in studio perché come avete ascoltato da Padova abbiamo fatto un aggiornamento che riguarda proprio la situazione dei contagi, la situazione della crescita dei contagi anche nella fascia più giovane di età. Ebbene, per chi si fosse messo in collegamento solo adesso con noi, andiamo a rivedere insieme l'ultimo bollettino, il bollettino più recente, quello di Azienda Zero. È un report che riguarda le ultime 24 ore e cerchiamo di ripercorrere insieme come sono state queste ultime 24 ore di Covid in Veneto. Ebbene, il delta dei casi positivi, quindi l'aumento rispetto a 24 ore fa, è di 19.117 nuovi casi positivi. Li vedete in basso a questa colonna, il numero complessivo da inizio pandemia. Siamo oramai vicini a scollinare la quota del 1 milione di contagiati. Comunque c'è un leggero calo, una leggera flessione rispetto al trend dell'ultimo periodo. Ripetiamo, 19.000, poco più, 19.117 i nuovi casi positivi. Andiamo a vedere però i dati altrettanto importanti e interessanti, quelli che riguardano le ospedalizzazioni e le terapie intensive. Ebbene, meno 31 ricoveri in area non critica nelle ultime 24 ore, una terapia intensiva in più e purtroppo 24 decessi nelle ultime appunto 24 ore in Veneto. Rientriamo in studio per lanciare un servizio interessante che riguarda come potrebbe cambiare il tracciamento, perché con la situazione attuale diventa sicuramente difficile e improponibile. È una trattativa fra regioni, governo e comitato tecnico scientifico. Vediamo. È chiaro che con una incidenza così alta, superiore a 2000, non è una cosa, non dico sostenibile, ma non è utile, perché noi potremmo arruolare tutto l'esercito e fare in modo che l'esercito chiami tutte le persone. Non rappresenta più una misura di mitigazione del rischio. Questo, il fatto di contattare tutte le persone, non blocca la circolazione del virus, perché adesso, mantenendo tutto aperto, non c'è più nessuna barriera. La constatazione di partenza è questa e arriva dalla massima autorità tecnico-scientifica della regione, il Dipartimento di Prevenzione, che attraverso la direttrice Francesca Russo sta discutendo le nuove regole con governo e CTS. Questo non significa che il tracciamento non serva, ma va ricalibrato. Il contact tracing potrebbe essere focalizzato ad alcune categorie a rischio, in alcuni ambienti a rischio, che sono le comunità chiuse,
per le persone particolarmente fragili, per cui è molto importante valutare il contesto. Insostenibile è anche l'attuale gestione delle scuole, forse l'anello più debole della catena, con tutte le ripercussioni operative e familiari. Una discrasia, una discrepanza fra quelle che sono le norme e quelle che sono le indicazioni che non è sostenibile. Sappiamo che anche loro, loro per dire a livello centrale, si è reso conto di questo e quindi adesso sta rivedendo questo tipo di percorso. Insomma, rivedere le azioni di sanità pubblica è la priorità, concentrandosi sulle situazioni più a rischio. Per il resto si ritorna alla responsabilità individuale. Che cosa succede per l'utente? Aumenta la responsabilità individuale, è ovvio, perché la persona che non sta bene, perché ha febbre, perché anche se non fa il tampone, non ha la certezza che si tratti di Covid, cerca di stare a casa e aspetta il miglioramento dei sintomi. Quindi la responsabilizzazione della persona è molto molto importante. Come ben sapete, la scelta del direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, di privare l'ospedale San Bassiano di senologia ha fatto molto discutere, continua a far discutere. È un momento sicuramente difficile quello che sta attraversando l'ULSS 7 fra disorganizzazione, problematiche relative ai tamponi e a tutta la situazione legata agli infermieri. Insomma, un momento indubbiamente di difficoltà. Ebbene, la scelta di privare l'ospedale di Bassano di senologia ha sollevato una vera e propria un coro, un vero e proprio esercito di polemiche, di persone e di istituzioni che si sono dette molto preoccupate delle ripercussioni di questa scelta. E allora, dopo aver ascoltato le voci di tanti sindaci del Bassanese e dell'Altopiano, adesso anche Valbrenta dice di no. Una persona che si trova ad affrontare una malattia importante, non ha bisogno di continue migrazioni, perché anche sotto l'aspetto psicologico avere un luogo fisso in cui si viene seguiti come era prima dall'inizio alla fine è assolutamente importante, perché è una situazione anche di conforto e di sicurezza. Parole molto chiare sulla chiusura di senologia, che parlano di persone e non di numeri, bilanci e delibere. Alla levata di scudi che sta mobilitando il territorio sulla senologia del San Bassiano si aggiunge ora anche la voce della Valbrenta, che va a sommarsi a quelle del Bassanese e dell'Altopiano, e Luca Ferrazzoli non le manda certo a dire. Penso che sia una scelta che va assolutamente rivista, lo dico da sindaco di un comune che è vasto e quindi ha una distanza rilevante da Bassano stessa, ma soprattutto anche perché molti nostri concittadine purtroppo hanno avuto delle esperienze legate all'utilizzo di questo reparto, e sappiamo quanto importante sia. Una decisione, quella del DG Carlo Bramezza, che per i sindaci e gli amministratori del territorio deve essere rivista e deve essere riportata all'attenzione dei cittadini. Noi riteniamo che questa decisione vada assolutamente rivista. Penso che ci sia l'occasione e il modo di affrontare questo tema e di far valere quelle che sono le istanze del territorio, che ancora una volta, anche attraverso noi sindaci, sono pressanti, nel senso che questa decisione ha comunque alimentato anche la discussione all'interno delle comunità. I sindaci sono quindi d'accordo in modo indipendente dal colore politico e dalle bandiere di partito, e sono pronti a difendere la qualità del servizio per il territorio. Ci assumiamo anche delle responsabilità e quindi è importante la condivisione e nel momento in cui si adottano delle decisioni che possono risultare non gradite al territorio, io penso che si possa anche fare un passo indietro. Fare un passo indietro è quello che chiedono tanti sindaci, ma soprattutto tante donne, tanti pazienti dell'ULSS 7. Noi continueremo a raccontarvi e a dar voce alle persone, ai cittadini. Adesso però ritorniamo a Padova, perché eravamo prima collegati con la nostra collega Chiara Gaiani, che aveva appena finito di presenziare alla conferenza stampa dell'azienda ospedaliera. Ebbene, parliamo di ULSS 6 Euganea perché la
l'attacco hacker è stato, la procura di Venezia ha individuato i pirati informatici, ha trovato i colpevoli e sequestrato un dominio uzbeko, quindi una operazione, come è stata definita dal direttore generale Paolo Fortuna, tempestiva, che però non deve indurre ad abbassare la guardia. Vediamo. Una svolta quella che riguarda l'attacco hacker consumato ai danni dell'ULSS 6 Euganea. La Procura di Venezia ha infatti sequestrato un sito web contenente i dati diffusi dai pirati informatici firmatisi Lockbit 2.0 che hanno hackerato i dati dell'ULSS 6 Euganea rendendoli inutilizzabili dopo che erano in parte stati pubblicati sul dark web. L'attività giudiziaria era nata a seguito di una richiesta di estorsione con la quale gli autori dell'attacco chiedevano all'ULSS Euganea il pagamento di una somma di denaro per la decriptazione del sistema informatico, minacciando, in mancanza della corresponsione economica, di pubblicare, come in parte avvenuto, dei documenti personali e sanitari prelevati in occasione dell'attacco. Poco dopo lo scadere del termine, 2 giorni fa, per il pagamento, gli hacker hanno pubblicato parte dei dati e la polizia postale è riuscita a risalire la fonte bloccandola. Si tratta di un attacco riconducibile ad un dominio uzbeko. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia postale, che lo ha notificato a tutti gli internet service provider italiani, che hanno così inibito l'accesso ai contenuti. Risultato raggiunto in tempi celeri, e questo fa ben sperare a tutela dei cittadini padovani e dell'azienda sociosanitaria, ha commentato il direttore generale ULSS 6 Paolo Fortuna, che ha ribadito: la nostra ferma volontà è stata sempre quella di non dialogare con i criminali e la tempestività dell'operazione disposta dalla Procura e la sua concreta esecuzione dimostra che l'attenzione è sempre alta, sia nei confronti di chi ci ha attaccato che di tutti coloro che cercano di arrivare a quei dati per procurarci un danno. Non possiamo abbassare la guardia e continueremo a garantire assistenza ai nostri utenti. Ultimo break pubblicitario per noi, 2 minuti e poi torniamo con tante altre notizie. A fra poco. e 03, siamo in diretta con Focus TG, ancora poco meno di mezz'ora insieme per continuare a raccontarvi le notizie del Veneto e dal Veneto. Abbiamo fatto un giro a Padova, siamo stati a Bassano, vi abbiamo raccontato come ha risposto il territorio, il trevigiano e quant'altro al primo giorno di Green Pass obbligatorio per determinate categorie, parrucchieri, estetisti e barbieri. Adesso parliamo di scuola, in un certo qual modo legata all'emergenza epidemiologica, quindi Covid e scuola. Come stanno andando le cose? Intanto ci spostiamo a Silea, nel Trevigiano, dove l'appello del sindaco Rossella Cendron è stato duplice, un appello importante lanciato ai cittadini sia per reperire personale scolastico che per trovare volontari da impiegare al centro tamponi del comune. Ebbene, la risposta dei cittadini è stata inaspettata, più di 200 hanno detto di sì. Abbiamo ben 237 risposte di cosiddetta messa a disposizione. Oltre 200 cittadini nelle ultime ore hanno risposto al duplice appello lanciato dal sindaco Rossella Cendron alla ricerca di volontari per il progetto Tamponi in Comune e dalla dirigente scolastica d'Avanzo per reperire personale per le scuole di Silea. La preside infatti, con la ripresa delle lezioni, si è trovata di fronte ad una vera e propria emergenza, con la mancanza di 24 docenti, ai quali si sono aggiunti 2 assistenti amministrativi e 5 collaboratori scolastici assenti per malattia, per Covid, per congedi o altre motivazioni. La somma di queste criticità ha portato ad un certo punto alla necessità da parte mia di escogitare qualcosa che mi consentisse di coprire tutte queste assenze in tempi rapidi. Difficile trovare supplenti per brevi periodi e così la dirigente ha pensato di fare un appello rivolto a tutta la comunità di Silea, poi rilanciato anche attraverso i canali social del comune, e la risposta ha sorpreso tutti: 237 i curricula arrivati in poche ore. Non tutti corrispondono ai requisiti ovviamente necessari, perché non è che chiunque può andare in classe, che sia chiaro questo, però diciamo che ci siamo risollevati nel giro di 48 ore perché abbiamo
moltissime messe a disposizione utili per coprire le situazioni che si staranno adesso. Io mi auguro che questo picco nell'arco di una settimana al massimo, poi saremo in discesa. Altrettanto in attesa la risposta all'appello del sindaco Cendrone per volontari da impiegare nel punto tamponi in municipio per il monitoraggio scolastico. In meno di 24 ore 18 persone tra medici in pensione in attività, farmacisti, OSS e biologi hanno dato la loro disponibilità. Ora l'ULSS attiverà la formazione del personale volontario e verrà predisposto a breve il punto tamponi. Noi metteremo a disposizione un luogo pubblico che è in via di individuazione per poter, minimizzare quello che è il disagio delle famiglie che appunto in questo tempo complicato hanno già il loro da fare con quarantene. E a proposito di Covid e di scuola, ci spostiamo a Cassola, dove proprio causa Covid ha chiuso la scuola materna. A casa sono rimasti 170 alunni. Chiusa per Covid la scuola dell'infanzia comunale di San Giuseppe di Cassola, uno degli istituti più grandi del territorio. In ben 6 classi su 7, infatti, è stato riscontrato almeno un caso di positività. Un'ordinanza del sindaco Maroso chiude completamente la materna Colibrì almeno fino al 24 gennaio. Vietato così l'ingresso ai circa 170 alunni e a tutto il personale fino al completamento delle operazioni di sanificazione dei locali. Non chiudono purtroppo solo le scuole ma anche le aziende. Ci spostiamo adesso a San Martino di Lupari, dove proprio un'azienda è stata costretta a chiudere provvisoriamente perché, pensate, l'80% dei suoi dipendenti è in isolamento. Chiusa fino a lunedì, ma la decisione è sospesa fino a quando il conto di chi potrà rientrare dopo il tampone per la fine delle quarantene sarà definito. L'azienda di San Martino di Lupari, che si occupa di costruzioni meccaniche di precisione, si è infatti trovata con l'80% dei suoi 70 dipendenti a casa causa Covid e con il comparto produttivo bloccato. L'indotto è di una settantina di persone e l'80% è o positivo, a contatto stretto, in isolamento domiciliare. Non si sa quando rientreranno, come rientreranno, perché i tempi dei tamponi sono biblici e quindi non lo sappiamo. Situazione insostenibile per cui l'imprenditrice chiederebbe al governo una procedura burocratica più snella per i rientri al lavoro. Io chiederei che fosse, oltre che snellita la procedura, anche che fossero dedicate alle aziende e ai lavoratori delle strutture in grado di reggere appunto i tamponi di zero, i tamponi di rientro. Imprenditori che fanno i conti con le perdite per la mancata produzione. A gennaio non fattureremo nulla perché per noi è una mancata produzione totale, nel senso che il mese di gennaio sarà zero. Poi però dovremo fare i conti comunque con i fornitori, gli stipendi, i contributi, le tasse, quelli non ce li abbona nessuno. Desolante vedere la produzione ferma per i titolari che condividono la preoccupazione e la frustrazione con i loro lavoratori. I lavoratori sono tristi almeno tanto quanto me, perché è mortificante vedere un'azienda chiusa in silenzio. Di solito non riusciamo neanche a parlarci in produzione, e invece oggi ci si sente. Come sapete, l'ultima parte di Focus TG è dedicata un po' a tante piccole notizie variegate, insomma. Ci sposteremo adesso in zona Seren del Grappa per parlare dell'emergenza boschiva nel post Vaia. Poi avremo tante altre notizie, come vi dicevo, di vario genere, quindi dallo sport all'attualità, al turismo, fino alle manifestazioni, alle mostre, alla cultura. Insomma, quest'ultima parte di Focus è molto viva e variegata. Come detto, andiamo adesso a Seren del Grappa per cercare di capire come porre freno a una grande difficoltà, a un grande problema che sta mettendo a rischio gran parte del patrimonio forestale. È una corsa contro il tempo, recuperare il legname schiantato dalla tempesta Vaia per limitare i danni che il bostrico sta causando al patrimonio boschivo del comune di Seren del Grappa, nell'area da poco riconosciuta riserva della biosfera MAB UNESCO. Seren del Grappa è uno dei comuni maggiormente colpiti da Vaia sul fronte dei danni alle foreste in media e alta montagna.
Appena dopo Vaia c'era già la paura e il timore che ci fosse poi anche il problema del bostrico. Questo non perché il legname in realtà viene lasciato lì abbandonato, anzi da ormai 3 anni lo stiamo recuperando con varie imprese, ne abbiamo già recuperati oltre 10.000 metri cubi, ma probabilmente siamo a circa 2/3 dell'opera. Le aree maggiormente colpite dagli schianti sono quelle della Conca delle Bocchette, l'area di Vallonera e la zona di Valpore. Gli interventi di recupero del legname rischiano comunque di non garantire una rinascita sana del patrimonio boschivo colpito dal parassita che sta intaccando anche le piante superstiti. Il modo migliore per riuscire, ad arginare questo è correre il più veloce possibile nel recuperare il legname schiantato e anche insieme ai servizi, alle squadre dei servizi forestali di Veneto Agricoltura fare degli interventi di abbattimento dove il fenomeno del bostrico sta incominciando a far vedere i propri effetti. I danni per i mancati introiti causati da Vaia e dal bostrico si aggirano attorno ai 500.000 euro, oltre a circa 200.000 euro lungo la rete viaria danneggiata dai mezzi utilizzati per la rimozione delle piante. Una perdita per il comune che impatta sia in termini ambientali che economici. Quest'anno purtroppo dopo molto tempo abbiamo dovuto prevedere un aumento dell'imposizione fiscale, per cui di fatto non è facilmente in realtà risolvibile, soprattutto per i comuni come il mio dove non ci sono risorse straordinarie di entrata. Ci spostiamo adesso a Treviso, a Santa Caterina, per una mostra dedicata a Beppi Mazzotti e al suo sforzo, al suo incessante lavoro in difesa delle ville venete, il primo di una serie di eventi a lui dedicati. 1952-2022, nei 70 anni dalla prima celebre esposizione a Palazzo dei 300 con cui Beppi Mazzotti fece conoscere a tutti il suo immenso lavoro per la salvaguardia delle ville venete, la fondazione che ne custodisce l'eredità culturale ha allestito a Santa Caterina una mostra che rievoca lo sforzo dell'intellettuale trevigiano poi conosciuto in Europa e nel mondo. Come ricordiamo sempre Giuseppe Mazzotti, gli dobbiamo veramente tutto, gli dobbiamo l'importanza delle ville venete, della loro valorizzazione, la lotta per il paesaggio, per la gastronomia, per il vino, le strade del vino, la nascita del turismo della nostra regione. Quindi oggi essere qua a inaugurare questa mostra vuol dire aprire un futuro bellissimo per la fondazione. Fondazione che in tempi di pandemia ha dovuto ripianare i suoi debiti e trovare le strade per ripartire, consapevole del valore del patrimonio culturale che è chiamata a tramandare. Questa mostra inaugura per l'appunto un nuovo corso per la Fondazione. La Fondazione ha un patrimonio incredibile in foto, in libri, in valore e reputazione che Beppi Mazzotti ci ha lasciato per l'appunto in eredità. Beppi Mazzotti non è una figura nota solo qui nella Marca, ma è famosa in tutto il mondo. Quando fuori da Treviso si parla, ovunque si parla di ville venete, si utilizza quello che si chiama il mazzottino. E il mazzottino ha 3 cani delle ville venete. Concetto che nasce con Mazzotti, appassionato di montagne e di fotografia, ma soprattutto della bellezza che si fonde nel paesaggio e con esso va conservata. Signora, è lei in questa foto? Sì, sono io con mia mamma e vedete che ho il dito sulla fotografia delle ville venete per controllare sulla parete una fotografia e poi ho fatto per 60 anni le visite guidate alle ville venete come guida turistica. Sapevo bene tante cose perché mio padre Mario Botteri mi aveva tanto insegnato, però era un impegno grave a 17 anni spiegare le ville venete e poi ho accompagnato Mazzotti per tanto tempo, ma è stato un capolavoro vedere le ville venete, la trasformazione. La mostra dedicata a Beppi Mazzotti sarà visitabile fino al 4 febbraio. E adesso facciamo un salto a Cortina perché questo è il fine settimana della Coppa del Mondo di sci femminile, una vetrina ghiotta importante per promuovere tutto il turismo della provincia. A Cortina è subito Super Sofia Goggia. Oggi la prima prova cronometrata ha visto la leader di specialità registrare il miglior tempo davanti all'austriaca Siebenhofer e a Federica Brignone. Teatro del weekend di Coppa del Mondo di sci femminile, la spettacolare pista Olimpia delle Tofane, 1 minuto e mezzo di adrenalina pura. Venerdì la seconda prova cronometrata, sabato dalle 11.30 la discesa, domenica alle 11.45 l'appuntamento con il Super G. La regina in gran spolvero come nelle grandi
grandi occasioni, biglietti sold out con una risposta appassionata dei tifosi ammessi sia in tribuna che nel parterre. Weekend ghiotto per la promozione turistica del territorio. DMO Dolomiti ha preso casa a Cortina. Il nostro progetto si chiama Casa Dolomiti Bellunesi, con l'obiettivo proprio di iniziare una collaborazione con Cortina. Non possiamo perdere questa occasione e utilizzare il volano creato dalle Olimpiadi da Cortina. Casa Dolomiti Bellunesi è un progetto realizzato da DMO, Provincia e Fondazione Cortina. Gli eventi di Cortina, afferma il presidente della provincia Roberto Padrin, non possono transitare in maniera passiva, ma devono diventare un'occasione per tutto il territorio. Siamo ottimisti che possa essere proprio il punto di partenza per ulteriori collaborazioni appunto nei prossimi anni. E a proposito di turismo, ci spostiamo adesso a Bassano, che avrà finalmente la sua monorotaia, un progetto presentato ieri che permetterà ai turisti e ai visitatori di unire praticamente il centro di Prato Santa Caterina fino alla zona di Viale dei Martiri. Colpo di scena. Bassano avrà il suo ascensore fra Prato Santa Caterina e Viale dei Martiri. Il bello è che non si tratta neppure di un ascensore nel senso stretto della parola. Il centro storico avrà infatti una monorotaia con cabine di vetro che collegherà l'area del Margnan, il Parco Ragazzi 99 e i relativi parcheggi con il Salotto Buono cittadino. L'opera, della quale non si sentiva più parlare dall'affidamento ai progettisti nel luglio dell'anno scorso, è stata presentata in commissione questo pomeriggio. È possibile fare un sistema meccanico che trasporta le persone dal parcheggio di Prato Santa Caterina e le porta verso il Viale dei Martiri. Questo per vincere quel dislivello che spesse volte, soprattutto magari per persone anziane o disabili, è un problema attraverso le scale o le strade ora esistenti. Ecco come funzionerà la monorotaia in salsa bassanese. Si tratta praticamente di due cabine in vetro che vanno su parallele all'inclinazione della scarpata, che sono azionate da motori su monorotaie. Queste funzionano come degli ascensori, hanno una stazione di valle e una di monte. A chiamata loro arrivano, si sale e si ha il trasporto dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Le cabine, che potranno contenere una decina di persone e il cui uso sarà del tutto gratuito, partiranno dall'attacco della scalinata dedicata alla memoria di Gerhard Ott e arriveranno davanti all'Astra. L'operazione in tutto costa 600.000 euro perché comprende anche la sistemazione dell'inclinazione per disabili che dal parcheggio porta verso l'attacco del sistema meccanico, e i tempi, approvazione della sovrintendenza con cui abbiamo già un accordo preliminare. Noi riteniamo che per fine anno dovrebbe andare in gara e pertanto l'anno prossimo la sua realizzazione. Un piccolo appunto finale. Sarebbe bello per quel giorno che anche l'Astra fosse pronto da inaugurare, giusto per non guastare l'arrivo in città di qualche turista con il guscio vuoto di quello che rischia di diventare il teatro delle promesse infrante. Cambiamo decisamente argomento, perché da turismo, teatro e ai progetti parliamo adesso di giustizia, perché in Veneto l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario segna per l'ennesima volta un'emergenza. A lanciarla è la Corte d'Appello di Venezia, che dice manca, pensate, il 33% del personale. Parlo della Procura Generale di Venezia. Noi abbiamo una scopertura di personale amministrativo che è dell'ordine del 50% e del personale di magistratura attualmente del 27%, ma in aprile potrebbe diventare del 45%. Il che significa che bisogna lavorare il doppio. Nuovo anno, vecchi problemi sul fronte della giustizia. Anche l'anno giudiziario 2022 sarà infatti all'insegna di un'emergenza d'organico che oramai è diventata strutturale, ma non per questo meno grave. A Venezia lo dice il procuratore generale Federico Prato e lo ribadisce il presidente reggente della Corte d'Appello Carlo Citterio dalla sede di Palazzo Cavalli. I concorsi ci sono, ma chi li vince non sceglie Venezia come sede perché è scomoda e costosa. Pur col 33% di personale in meno, la Corte d'Appello è comunque riuscita in un anno a far scendere i giudizi pendenti da 13.575 a 12.277 nel penale e da 9.785 a 7.618 nel civile. So che è stato fatto presente la richiesta di avere
un'indennità integrativa per il personale amministrativo che sia collegata alla specialità della città di Venezia. Certo, problemi di organico si registrano anche altrove, particolarmente gravi nella procura di Treviso, ad esempio, con scoperture del 50% nelle varie qualifiche. La magistratura veneta, peraltro, si trova ad affrontare una mole di procedimenti particolarmente impegnativi, processi per il crack delle banche popolari o per inquinamento da FAS, processi per mafia, 'ndrangheta e camorra o per spaccio internazionale di droga. Ci sono ipotesi nuove, tutti i reati commessi sul web sono nuovi, anche questi due fatti delle due banche venete sono abbastanza senza precedenti e quindi direi che ci sono fatti nuovi significativi. Poi c'è questa presenza del crimine organizzato in Veneto che una volta, quando ero giovane magistrato, esisteva, però non in queste dimensioni. E proprio domani il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, interverrà alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia. Vi abbiamo dato anche quest'altra piccola notizia. Noi adesso ci colleghiamo, come promesso, con Vicenza, con la nostra collega Luisa Bertini. Buongiorno Luisa, ben trovata. Dacci gli ultimi aggiornamenti. So che ci parli di Ulsotto. Sì, esatto, buongiorno Alex, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è appena conclusa la conferenza dell'ULSS 8 che ha annunciato che domani e dopodomani ci sarà un nuovo Open Day dedicato ai bimbi più piccoli, quindi alla fascia 5-11 anni, anche in virtù del fatto che in questo periodo si è registrata una flessione delle vaccinazioni, spiegabile perché molte famiglie sono in quarantena e quindi hanno anche cancellato le prenotazioni proprio per la difficoltà di portare i propri figli. Vi do un dato sulla campagna di vaccinazione proprio in questa fascia di età. L'ULSS 8 ha raggiunto il 34%, quindi sono 1.005 i vaccinati più 593 i prenotati per la prima dose in tutto. Diciamo che l'attività dell'ULSS 8 è impegnata a far fronte specie in questa fascia di età perché a gennaio in pronto soccorso pediatrico, questo è il dato, ci sono stati 600 bambini che sono arrivati al pronto soccorso, quindi tra i 10 e i 14 anni, per problemi legati al Covid. Di questo 70%, il 50% aveva il Covid e di ricoveri in questa fascia di età ce ne sono circa 5 o 6 in media al giorno. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che sicuramente riguarda, in questo periodo è stata definita un po' la pandemia dei piccoli, riguarda soprattutto i bambini, dato che viene confermato anche da tutte le scuole che sono attenzionate in quarantena. Giusto per avere la panoramica sui monitoraggi, sulle scuole che appunto insistono sul territorio dell'ULSS 8, stiamo parlando di 463 classi in osservazione, quindi di circa 9.260 ragazzi in osservazione e di 209 classi in quarantena, quindi parliamo di altri 4.180 ragazzi in quarantena con ovviamente relativo contact tracing e quindi con tutta la panoramica dei familiari e dei contatti diretti altrettanto attenzionati, che ovviamente vanno a aumentare la mole di lavoro che si trova ad affrontare il SISP. Ecco, questa è un po' la panoramica che emerge. Grazie Luisa. Per la tua fotografia sempre precisa e puntuale, ti lasciamo al tuo lavoro. Siamo quasi in chiusura di questa edizione di Focus TG. Grazie ancora a Luisa Bertini. Rientriamo in studio perché la nostra collega ci ha parlato proprio dell'andamento della campagna vaccinale e allora diamo un'occhiata anche qui ai dati che ci fornisce la Regione Veneto e il monitoraggio della campagna vaccinale anti-Covid, ultimo aggiornamento alla mezzanotte di ieri, quindi sono dati freschi, dati attendibili e aggiornati per quello che riguarda le dosi
somministrate da ieri, dalla mattinata di ieri fino alla mezzanotte, in Veneto si segna un delta di 36.797 nuove dosi. Ieri lo abbiamo visto anche sui social della regione, è stato festeggiato il traguardo di aver superato le 10 milioni di dosi di vaccino inoculate in Veneto, quindi siamo arrivati con i dati appunto aggiornati alla mezzanotte di ieri a un totale di 10.022.124 dosi di vaccino inoculate. Diamo un'occhiata anche agli altri dati nel dettaglio, quindi il delta di prime dosi, quindi rispetto ai 36.797 vaccini inoculati ieri, di questi 2.717 sono state prime dosi, 3.645 le seconde dosi e oltre 30.000 le dosi addizionali, i cosiddetti booster. Diamo anche un'occhiata, scorrendo questo report, alle percentuali che riguardano la somministrazione di vaccini nella fascia di età, la vedete qui in basso, di età fra i 5 e gli 11 anni. Ebbene, con almeno una dose è stato raggiunto e superato il 28% dei bambini, dei ragazzini residenti in Veneto che hanno ricevuto almeno la prima dose, che hanno completato il ciclo poco più del 9%, il 9,5%, il 31% dei bambini di età fra i 5 e gli 11 anni ha già prenotato la seconda dose, quindi è in attesa, diciamo, di completare il ciclo vaccinale. Detto questo, abbiamo ancora il tempo per, prima dei saluti, per lanciare un altro servizio, un servizio che riguarda Cadoneghe. Cadoneghe aderisce alla rete dei comuni amici alle api e amplia il bosco urbano, una bella iniziativa che vi raccontiamo. Cadoneghe aderisce alla rete Comuni Amici delle Api, aderendo al progetto internazionale dedicato alla salvaguardia delle api, e amplia il bosco urbano di Bragni con altre 100 piante, molte da fiore mellifere come ciliegi, peri, meli silvestri, con l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità, richiamando la presenza delle api che rivestono un ruolo fondamentale per l'ambiente e l'agricoltura. In questo momento stiamo mettendo a dimora 100 nuovi alberi, degli alberi che già questa primavera inizieranno a fiorire, a fare molto verde. Si tratta di un polmone, di un nuovo polmone verde nell'area appunto centrale di questo importante quartiere, ed è un prolungamento di un iniziale bosco urbano che abbiamo iniziato a creare già dall'anno scorso. Crescita e sostenibilità del territorio che passano anche attraverso la qualità dell'aria. Quest'area ormai avrà circa 200 alberi. 200 alberi in crescita abbatteranno tonnellate di anidride carbonica e soprattutto degli inquinanti più pericolosi, le polveri sottili, determinando un notevole aumento della qualità dell'aria. Siamo in chiusura, prima di salutarci però diamo ancora una volta lettura alle ultime novità che riguardano il nuovo DPCM firmato dal governo, firmato dal Premier Mario Draghi, un DPCM che, lo ricordiamo, entrerà in vigore dal 1° di febbraio e che contiene la lista delle attività commerciali dove non sarà necessario esibire il Green Pass. Le riepiloghiamo insieme velocemente. Si tratta di attività dedicate al commercio e alla vendita di generi alimentari e di bevande, quindi ipermercati, supermercati, discount, mini mercati, mini market. Insomma, qui non servirà esibire il Green Pass, rimane, lo ricordiamo, il divieto di consumare cibi e bevande all'interno di queste strutture. Non servirà esibire il Green Pass neanche nei locali dedicati al commercio e alla vendita di prodotti surgelati e di attività commerciali dedicate alla vendita di alimenti per gli animali domestici. Non servirà esibire il Green Pass neanche per accedere ai servizi di vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari, farmacie, parafarmacie
ortopedie, negozi dedicati alla vendita di materiale per ottica e commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico o riscaldamento. Insomma, abbiamo commentato e scoperto insieme queste nuove specifiche del nuovo DPCM del governo. Per questa edizione di Focus TG è davvero tutto. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e vi do appuntamento a domani.